essere in tanti giù, no? Mi dispiace perché non sono potuti salire tutti, ma a volte in questi incontri si invita e non si viene. Questa volta era aberrante, soprattutto poi con questo rischio che ci fosse qualcuno che facesse qualche gesto poco democratico. Penso che la questura ci abbia chiesto giustamente di controllare gli ingressi e di far entrare chi era il numero contingentato, perché fare gesti stupidi fa soltanto male alla democrazia e ai soci. Questo vi spiego, quindi scusate tutti con i vostri, quegli altri soci che sono giù, sono venuti. Scusi, può alzare la voce? Sì, hai ragione, se possiamo anche accendere, se questo funziona. Magari sì. Allora, quindi intanto chiedo scusa per chi non è venuto e non è potuto entrare. Comunque trasmetteremo tutto su YouTube, quindi si potrà vedere tutto. Lo scopo di questa conferenza stampa è quello di illustrare un documento che è la bozza, abbiamo bozza, di decreto attuativo. Chiedo scusa se ascoltiamo che stiamo registrando, non per me, perché su voi non si capisce niente, perché c'è già un incombo nella sala e la mia voce non è gradevole. Allora, stiamo presentando un documento che chissà perché non è stato reso pubblico, che è il documento che completa la legge 205 approvata il 27 dicembre 2017, lo dico anche per i colleghi giornalisti che sono presenti, ma già lo sanno, per istituire un fondo di ristoro per le vittime di reati finanziari. Il decreto doveva essere emanato entro il 30 di marzo, se siamo qui vuol dire che non è stato emanato, ma questo non compete a me come cittadino sì, come giornalista sì, ma non sto qui per esprimere pareri. Però 27 dicembre 2017 viene approvato col voto unanime di tutti i partiti, perché la storia è storia, quindi tutti i partiti, quelli che allora erano in maggioranza e quelli che allora erano in minoranza, hanno votato all'unanimità quel decreto che sbloccava una certa situazione. Il 30, poi ci sono state le elezioni di marzo e non è stato emanato quel decreto entro il 30 di marzo e si è estesa una cortina fumogena. Faccio una piccola premessa prima di presentare chi ci ospita. Una cortina fumogena, ma per spiegare lo scopo di questo incontro. Una cortina fumogena sul decreto attuativo che doveva essere stilato ed emanato entro il 30 marzo, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge 205. Poi do i documenti a tutti i presenti e a chi vorrà li mettiamo sul sito. 30 marzo scade questo termine, il vecchio governo non l'ha emanato, il nuovo governo non l'ha emanato e si è cominciato a discutere decisamente, dico io. Se spegniamo i telefoni per cortesia, per una cortesia, appunto per cortesia, grazie. Allora, questo decreto non è stato emanato, il nuovo governo è entrato in carica, sono cominciati una serie di incontri, tutti leciti, perché noi pensiamo che gli incontri e lo scambio di opinioni sia lecito in un paese democratico, su chi è a favore, su chi è contrario, su chi è a favore ma vorrebbe delle migliorie, su chi è contrario ma si è andati avanti e si è arrivati al 6 agosto 2018. 6 agosto 2018, in ambito di decreto mille proroghe, è stato approvato votandolo all'unanimità, prima in Senato e poi confermato alla Camera dei Deputati. Scusa, è mille proroghe è passato, giusto? Nell'emendamento del mille proroghe che prevedeva questo messaggio, sostanzialmente, lo semplifico, scusa. Siccome il decreto doveva essere attuativo, non è un decreto, molti spesso fanno di fondo Baretta, decreto Baretta, non c'è nessun fondo Baretta e non c'è nessun decreto Baretta. C'è una legge 205 che stanzia dei soldi, pochi, soldi d'anticipo, ma aumentabili, per i soci. Votato da tutti. Il 6 agosto il Senato approva un emendamento all'unanimità del nuovo Parlamento, quindi tutti i gruppi politici che ora sono in maggioranza e tutti i gruppi politici che ora sono in minoranza, quindi a formazioni invertite è stato approvato questo decreto. Il decreto di mille proroghe diceva, visto che non è pronto, impegniamo a emanare questo decreto entro il 31 ottobre 2018. Quindi è sostanzialmente una proroga. Quindi ad oggi esiste una legge, la 205, esiste
esiste un'ipotesi di decreto attuativo, non c'è un fondo Baretta, non c'è un decreto Baretta, che non va a politicizzare questa cosa. E ai soci penso che interessa molto la politica, interessa riavere una parte, tutto il dato se possibile, mentre qui la stanno politicizzando questa questione. Esiste questa bozza di decreto. L'altro giorno, il 14 agosto, è successo, la premessa è un po' lunga di questo. Mi piaceva ascoltare. È che posso dire un po' a tutti. L'altro giorno, 14 agosto, è successo un dramma che tutti conoscete. Anzi, io direi un attimo di silenzio, anche se in video non facciamo sceneggiate perché dopo morti siamo tutti bravi a piangere, in cui sono morte 43 persone, più tanti feriti, più un danno miliardario al territorio di Genova e al territorio di italiani in assoluto contro quello che comporta Genova. Prima di invitarvi a pochi secondi di silenzio, non voglio fare sceneggiate, in onore di questo dramma, io ricorderei soltanto una cosa: senza confrontare le morti per crolli di ponti con le morti per suicidio, qui c'è anche la dottoressa Ciulini, c'è un rappresentante di Inoltre, che è il centro di supporto psicologico per gli imprenditori in generale e per i danneggiati dalle due banche. Qui parliamo di quelle Verman, che visitate anche le altre banche, che supportano le persone che sono in crisi, perché è vero che la felicità non la fa il denaro, ma senza denaro non si riesce neanche a vivere probabilmente. Quindi allora, i morti fisici sono quelli, anche le banche purtroppo contano su dei morti, e poi sono i morti economici, i morti, quelli che non avranno soldi per andare avanti. E il danno economico, io penso che se andiamo a fare i conti è sconfortabile. Io vi chiedo un attimo di silenzio, anche per ricordare che poco fa c'è stato un funerale qui a Vicenza, perché uno dei morti era un cittadino siciliano che però viveva a Vicenza da tanto tempo, e quindi c'è stato un funerale che terminiamo circa mezz'ora fa, giustifica l'assenza del sindaco che oggi ci ospita qui, ma che ha mandato l'assessore Isabella, meglio conosciuto, che è l'assessore alla trasparenza e alla legalità, è quella che si occuperà in particolare di quelle che sono le problematiche che riguardano. È arrivato il sindaco, abbiamo detto che stanno giustificando la tua assenza di quelle cose. Troppo al funerale di Vincenzo Licata. No, ma lascio lì l'assessore competente. No, lascio l'assessore, io sto in piedi. Possiamo inquadrare mentre sei per un anno, sai. Stavo dicendo che l'assessore, il sindaco era in ritardo e aveva mandato comunque l'assessore Rotto in sua rappresentanza perché c'è stato il funerale di Licata. Io stavo invitando il sindaco, un attimo di silenzio, senza scenografia, per i morti di Genova, in particolare questo nostro concittadino. Ma vorrei ora l'assessore del sindaco in Francia, possibile. Il sindaco, se puoi starci, ci devi perché ci spieghiamo, i morti sono stati a Genova, i danni di Andrea sono stati a Genova, i morti sono stati anche in Veneto c'è anche il centro inoltre della USL, che numero adesso la USL di Tiene, quindi non più il numero, quello regionale del centro inoltre, come da che era stato preso da Ugelli, e miliardi di danni anche qui. Quindi un attimo di silenzio per Licata, per i morti e per i danni. Proprio un attimo di silenzio. Ecco, un attimo è passato e passiamo a togliere un po' di silenzio da questa questione del decreto attuativo. Il governo si è giustamente lamentato in questi giorni del fatto che alcuni documenti, in particolare l'atto di quella convenzione con tutte le clausole al contorno che regolava i rapporti tra ente concessionario, prima l'ANAS, poi direttamente il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, avesse segretato la convenzione e tutte le clausole che riguardavano il contratto di concessione di autostrade al gruppo Atlantia che fa capo ai Benetton, e ha detto che questa cosa qui è una cosa vergognosa. Io concordo pienamente. Concordo pienamente, ma penso che sia anche altrettanto vergognoso che fino a pochi giorni fa nessuno rendesse noto un documento che fa anche lui segretario, anch'esso segretario, che questo decreto. Allora, quindi io vorrei parlare di questo decreto. Conferenza stampa, l'argomento è
per i giornalisti, si chiama conferenza stampa, qualcuno ha voluto interpretare male, poi ho invitato degli uditori, io sono da ascoltare, però i giornalisti spero che facciano qualche domanda, oppure se sarò così esaustivo, ringrazio il collega di TV che ho visto prima, sono stati in giro, il collega del Corriere del Veneto, c'è anche Reggio Mazzaro del Mattino di Padova, che stava in vacanza, è venuto anche lui, quindi ringrazio i presenti e spero che facciate sentire anche voi la voce degli assenti. A questo incontro abbiamo invitato tutti i giornalisti locali e veneti, abbiamo invitato con delle mail dirette, quindi tutti hanno ricevuto l'invito, e un invito pubblico sul web ripetuto, e si è provocato consensi e dissensi, quelli che è stato detto. Abbiamo invitato tutti i politici nazionali veneti, quindi tutti i deputati e tutti i senatori del Veneto. Mi ha chiamato, è giusto anche fare i nomi, mi ha chiamato la ministro Erika Stefani personalmente al telefono, scusandosi che sarebbe stata assente perché era reduce da un consiglio dei ministri straordinario che c'è stato a Genova, ma che sarebbe stata rappresentata da alcuni colleghi della Lega. Quando verranno li saluteremo. Mi ha chiamato, mi ha mandato una mail un altro parlamentare Toninelli di 90 Vicentina, che per sopraggiunti impegni non può venire, ha chiamato Cristina Guarda per email che si scusa per la sua assenza, ha chiamato potremmo andare, pochi altri si sono fatti vivi, ci sono vacanze, evidentemente le vacanze. Ho invitato tutti i consiglieri regionali e tutti gli assessori regionali, presidente incluso del Veneto. Ha risposto soltanto a Giovanna Negro, che è presidente della commissione d'inchiesta sulle banche venete, scusandosi per la sua assenza. Qui c'è, vedo, il consigliere Sergio Berrato, consigliere della regione, che è presente. Fa parte anche di questa commissione, ma non manca mai a questi incontri. Lo dico io che sapete che culturalmente vengo da un'altra area politica, però i fatti sono fatti. Sta qui. Ho invitato tutti i consiglieri provinciali e tutti i consiglieri delegati di Vicenza. Siccome non li conosco tutti, se ce n'è qualcuno qui dentro fatemelo sapere. Ho invitato tutti i consiglieri comunali di maggioranza e di opposizione, anche su, me l'aveva chiesto il sindaco, era già previsto, di Vicenza, tutti gli assessori, e anche qui lo vedo su delega del sindaco l'assessore Isadotto e il sindaco stesso che ci ospita. Scopo della conferenza, e poi passo la parola dopo questa lunga premessa al sindaco per un saluto che è Isabella Dotto per l'altro suo saluto. Io vi ringrazio per averci ospitato. Anche questa sala fu utilizzata a aprile 2016, quando ci fu un unico atto della precedente amministrazione, io dovrei essere scritto da Partino, che aveva invitato per una audizione parodia Gianni Mion, non spiego chi è, lo conoscete. Se oggi ho invitato tutti a venire, quella volta ho detto ma forse è il caso di non prestarsi ai giochetti di immagine. Questa sala fu allestita in questo stesso modo, hanno visto come si riusciva a allestire, ringrazio il capo di gabinetto del sindaco. Questa sala era completamente vuota, quindi nessun socio credette per la presa dei fondelli dell'amministrazione di allora e della banca di allora, e non venne nessuno in questa sala. Era previsto il pienone. Io sono contento che, in senso immaginitivo, che molti di voi siano fuori e che questa sia piena. Era completamente vuota per il sito, come si chiama, a Luca che ha provveduto. Niente, abbiamo invitato tutti per presentare la bozza di decreto attuativo. Io non esprimerò personalmente nessun parere su questo decreto attuativo, perché per esprimerlo ho un giornale su cui manifestare le mie opinioni, quindi che possono cambiare nel tempo, tra l'altro. Quindi è questo spirito. Il sindaco con questo spirito ha accolto la nostra richiesta della sala, e penso che voglia rivolgere un saluto a chi è venuto anche da lontano. Buongiorno a tutti, intanto grazie per l'intervento. Noi come amministrazione comunale, da quando ci siamo insediati, abbiamo dato un'attenzione particolare al tema delle popolari venete in particolare con riguardo ai risarcimenti dei danni. Io mi limito soltanto, poi lascio l'assessore perché ho altri impegni che si stanno sovrapponendo, perché chiaramente il funerale non era previsto,
E lascio l'assessore, che è l'assessore alla trasparenza, Isabella Dotto, colei che segue un po' anche la tematica dei rapporti per la Popolare di Vicenza, in particolare Veneto Banca, che è stata autrice con l'assessore sociale di una relazione per la commissione d'inchiesta della Regione Veneto, cui relazione verrà spedita a Roma al governo per fare tutte le valutazioni del caso su quanto accaduto nella nostra regione. Popolare di Vicenza e Veneto Banca. Entrambe, io chiaramente qui c'è più Popolare di Vicenza nel Vicentino, c'è anche Veneto Banca, no? L'unica cosa che mi sento di dire è che qualsiasi strumento risarcitorio, che sia fondo di ristoro, fondo di solidarietà, che sia un fondo risarcitorio vero e proprio, sarà uno strumento benvenuto. Noi non entriamo come amministrazione nel tema chi deve essere risarcito. Per quanto ci riguarda dovrebbero essere tutti i cittadini che hanno subito i danni da questa situazione, a prescindere da chi fosse più possidente e chi fosse meno. Chiaramente un occhio di riguardo alle fasce più deboli, perché su queste ci siamo mossi come servizi sociali per attivare un monitoraggio per capire chi fosse in difficoltà dalla perdita dei risparmi di una vita. E devo dire che un po' un'amarezza, ma è una caratteristica dei vicentini, che hanno una fortissima dignità, difficilmente si rivolgono ai servizi sociali, cioè piuttosto rientrano negli aiuti di famiglia che andare ai servizi sociali che chiedono sostegno. Noi l'appello abbiamo lanciato che i servizi sociali avranno chiaramente un occhio di riguardo per queste situazioni, devono essere chiaramente documentate con una perdita effettiva. Io lascio per il resto alla collega che spieghi, mi devo assentare, vi saluto, mi scuso. E buon lavoro a tutti. Grazie. Ci tengo a dirlo che questa è la casa dei Vicentini, quindi noi non facciamo differenze tra associazioni, mondi. Chi avesse bisogno di spazio e strutture della casa dei Vicentini, chiaramente noi siamo a disposizione, sempre su elementi di serietà come provvedimento di pubblico. Ecco, approfitto per ringraziare anch'io il sindaco, ma la cosa che vorrei che fosse ben chiara, e la ripeto, questa, siccome abbiamo ricevuto minacce anche da una delle associazioni, giorni fa hanno postato attenzione che se continua a scrivere noi siamo in 5.000, poi sono andato a trovare Don Torta, perché io mi piace dire le cose come stanno, spiegandogli che lui probabilmente è stato maneggiato da altre persone. No, non è vero. Io esprimo il mio parere. Sono andato a trovarlo, lui mi ha detto che delle minacce che sono state fatte via mail, in cui oggi sono ripartite delle colonne da Montebelluna per protestare contro questa manifestazione, dico che questa è una conferenza stampa in cui illustriamo una bozza di decreto, in cui, ripeto, non esprimerò qui il mio parere perché ho altri luoghi che voglio esprimere, e in quest'ambito il sindaco ci ha accolto. Chi volesse strumentalizzare questo incontro, perché ci permettiamo di non segretare un documento che sta presso il Consiglio dei Ministri, fascista, comunista, scegliete voi. Sta strumentalizzando lei il discorso dell'associazione Don Torta. Ho chiamato Don Torta ieri che mi ha detto che non sapeva nessun niente. Stamattina mi ha chiamato. Non va bene come non va bene come allora, non lo dico a lei. Grazie. Allora, questa è una conferenza stampa. In democrazia si possono fare. È già cominciata male, mi dispiace. Grazie, arrivederci. So che lei ha piacere che io esca. No, non stare. Non va bene così, perché lei ha cominciato col tiro sbagliato. Non va bene. Questo non è giornalismo. No, il testo della legge questo no, l'ho letto meglio di lei. Non è giusto quello che lei sta facendo, l'introduzione che ha fatto. È documentata. Con le vostre mail. L'ho letta anch'io. Questo non è giornalismo. Ti mando Maria, arrivederci. Prego. Innanzitutto come amministrazione, come diceva bene poc'anzi il sindaco, siamo lieti di ospitarvi tutti, in particolare appunto il dottor Giovanni Coviello. Prego. No, se ci chiedono appunto l'architettura che sta facendo Adesso arriva. Allora, anzitutto, come dicevo appunto poc'anzi, siamo lieti di ospitarvi voi tutti, perché come diceva bene il sindaco, era doveroso da parte nostra come amministrazione da poco insediata affrontare il tema banche, che è un tema che tocca tutti indistintamente, tutti i cittadini, i veneti in particolare. Prova di sì
mediatico di giunta, abbiamo voluto fortemente affrontare il tema banche popolari. Infatti abbiamo incontrato in quella sede, il giorno, la commissione d'inchiesta delle banche che si è appunto costituita in Regione Veneto. Era presente l'ufficio di presidenza di cui appunto fa parte il consigliere regionale Sergio Berlato, che ringraziamo per la sua appunto presenza. Perché ritengo che la politica debba essere presente non solo con le parole ma con i fatti. Come assessore alla trasparenza, infatti, il mio primo obiettivo è quello di fare in modo che dalle parole si passi ai fatti. Ci vuole, abbiamo sete di concretezza, non tutti i cittadini. Non ce ne facciamo niente né di slogan né di parole. Questo è il motivo per cui noi siamo lieti di ospitarli oggi e appunto passiamo dalle parole ai fatti, do la parola al dottor Giovanni. Sì, se facciamo gli giornalisti che tutti cercano lo scoop del casino piuttosto che questo, ecco, grazie a questo casino i giornalisti stanno qui, stanno inseguendo una notizia invece che il fatto. C'è Reggio Mazzaro che da buon vecchio è rimasto, il governo vecchio, lo posso dire, no Renzo? Non che non considero, ma è importante che i giornali parlino di questa cosa. Se i giornalisti vanno via mi dispiace perché è convocata anche per voi, ma purtroppo le sapete queste cose, c'è qualcuno che non le sa. Chiedo scusa, magari. Scusa, se poi do anche il documento. Allora, rispondendo anche all'amico di Don Torta, il documento che noi presentiamo oggi, è l'unica cosa che presentiamo, do subito al collega del bene, poi se c'è tipo anche, parlo da tutti. Cosa presenta, sperando che si accenda qui, che volevo darvi di parlare in carta, questo documento è un documento. Alcune associazioni, ho detto prima, sono a favore, alcune associazioni sono a favore purché venga modificato in senso migliorativo, alcune associazioni sono contrarie. E tutto questo è lecito. Quello che non è lecito, secondo me, è che venga tenuto, sia stato tutto nascosto nelle scrivanie del governo, lo chiamo bozza, perché fino a che non è approvata è una bozza, chiedo qui agli avvocati, la bozza del decreto attuativo. Ripeto, non c'è un fondo Baretta, non esiste il decreto Baretta, quindi anche quando scrivete su Facebook non è Baretta, sono stati tutti i partiti che hanno votato a favore nella prima fase e hanno votato a favore e poi si può cambiare come cose di papà. Siccome il documento dell'ANAS non ce l'abbiamo, non possiamo mostrarvi quello sulla congestione delle strade, gli presentiamo quello sulla banca. Allora c'è la prima pagina dalla Gazzetta Ufficiale, c'è la legge 205, o meglio i commi 1106, 1107, 108 e 109, che è la legge approvata, è una legge dello Stato. Non c'è nessuna scritta, siamo favorevoli, siamo contrari. Lo spiego, come ho spiegato a Torta qualche giorno fa. Poi, dalle ultime 7 pagine, sono la bozza del decreto. Questo decreto ha passato il vaglio del Consiglio di Stato, perché c'è un passaggio che viene stilato dagli organi degli uffici competenti del governo, diciamo, e poi viene passato al Consiglio di Stato per le valutazioni di congruità, mettiamo così semplicemente, no? Poi dopo possono essere varie. Ci sono 7 pagine, questo state tutti discutendo, grazie, arriverà, perché volevo dare stiamo tutti discutendo di una cosa che se qualcuno la conosce esprimendo pareri negativi e non la dà, fa male, perché anche la Banca Popolare di Vicenza, o Veneto Banca, o la Cassa di Risparmio di Verona, o la Banca Marche, o la Banca dell'Etruria, o la Cassa di Risparmio di Chieri, quelle che sono coinvolte da questa legge e poi da questo decreto attuativo, i dirigenti della banca, forse la lista in banca, i dirigenti di queste 6 banche hanno tenuto nel cassetto i documenti segreti, cioè come andavano veramente, e hanno raccontato ai soci quanto fosse bello e conveniente comprare le azioni, sottoscrivere le azioni e sottoscrivere le obbligazioni. Quindi, secondo me, se le associazioni contrarie hanno questo decreto e non l'hanno mostrato, hanno fatto un'azione non bella nei confronti dei loro associati.
Lo stesso, se le associazioni che sono a favore di questo decreto avessero avuto questo decreto prima e non lo avessero mostrato prima, uso dei tempi diversi, perché chi vuole interno non vuole fare polemica, quindi poi mi interessa andare sul concreto, se l'avessero avuto prima e avessero espresso pareri favorevoli, perché Baretta, perché Puppato, perché non so, è Geremia, avrebbero fatto male a non darlo. Non è andato bene, scusa, la sua parola si riesce bene, sono andato di collegando che do la copia, quindi volevo evitare di. Allora, se anche le associazioni che sono a favore, moderatamente, perché nessuno penso che abbia suonato gli alluvi, abbia cantato gli alluvi in chiesa, avrebbero fatto male a non darlo per convincere i loro associati di qualcosa che non dimostravano. Quindi io dico, le banche vi hanno fregato, questo è l'oggettivo, chiunque sia la colpa, le banche vi hanno fregato non facendo vedere i documenti. Qualunque associazione oggi, qualunque legale, qualunque persona, io dico qualunque giornalista, ma in questo caso i giornalisti che lo mestiere lo stanno facendo, non mostri quello che può avere, avrà qualche altro scopo probabilmente, perché vuol convincere di qualcosa senza portarvi i documenti. Quindi, quello che ho detto anche all'amico Don Enrico, noi oggi presentiamo la legge 205, è un po' smetta, non serve essere avvocati per capirla, poi sono sempre codiciti, no? Ci sono vari avvocati qui dentro. E poi la bozza di decreto attuativo. La legge, e io ripeto, non farò nessun commento se non uno lo faccio prima. Oggi c'è, io sono ingegnere, nasco ingegnere, oggi c'è una legge dello Stato. Oggi c'è una bozza di decreto che il Parlamento nuovo, con maggioranze diverse, ha detto che entro il 31 ottobre attua. Poi ci sono dall'altra parte promesse, faremo, vi daremo tutto, che sono tanto lecite quanto i documenti, però io dico, oggi avevo già dei documenti. Se qualcuno questi documenti li straccia contestualmente in cambio di documenti, quindi vuol dire leggi approvate e decreti pronti, migliorativi, chi non può essere contrario? Poi oggi io, da giornalista e da ex ingegnere, sono costretto a parlare di questo che esiste, non di quello che ci prometteranno, che ci promettono e che intanto non fanno quello che c'è. Una volta, lo cito perché mi piace citare i non simili politicamente, lui disse l'ottimo spesso è il nemico del bene. Questo è il mio parere, questa legge c'è, questo decreto si può far emanare entro il 31 ottobre per decisione, ripeto, unanime, poi la Rosa può dire quello che vuole, è sul diritto, anche il Bidoggi sta limitato, se non c'è, può dire quello che vuole, questo è un paese democratico, quindi le leggi possono essere cambiate, no? Quindi non dico niente, no, oggi esiste questo decreto presente, c'è una legge e un decreto pronto, si può stracciare e si può aspettare una nuova legge e un nuovo decreto. Questo però non lo decido io, lo decidono i soci, però secondo me lo devono decidere in base ai documenti. Oggi ci sono tante promesse da una parte, ho letto anche di fondi dormienti per 140 miliardi. Allora io penso che la gente non bisogna prendere in giro, non siamo tanto coglioni, scusatemi il termine, no? Ma se ci fossero 140 miliardi a disposizione dello Stato dormienti, ma il governo attuale non li prende per dire non faccio più nessuna manovra, me ne frego dell'Europa, i soldi già ce li ho. Quindi non fate prendere in giro da chi. Gli stessi che promettono che vi daranno tutto con la nuova legge dicono che ci sono 140 miliardi di fondi dormienti. Allora, noi abbiamo preso il conto riassuntivo del Tesoro, è un documento del MEF pubblicato sui dati della Camera, in cui risulta ufficialmente che a bilancio dello Stato, nelle voci dello Stato, ci sono 1.500.000 e spiccioli milioni già disponibili, quindi forse ce ne saranno 140 miliardi. Se ci fossero, io penso che Salvini e Di Maio li vanno a prendere subito per altre esigenze. Io dico che nel bilancio, nei documenti ufficiali, che da giornalista mi sono scaricato, e si può scaricare qualunque collega e qualunque politico e qualunque socio, c'è scritto uno sfoglio di pagine, l'abbiamo già scritto in che pagina sta, che è come 1.564 milioni di che nessuno può reclamare più, sono soltanto di conti dormienti. L'ISVAP, che è la società
l'associazione delle assicurazioni ha affermato in un documento, un'intervista del Presidente dell'Isola, ha detto che ci sono dormienti 900 milioni di polizze assicurative. Sono di più? Però quello è un detto, quello ha detto l'ISVA. Abbiamo 900 milioni di polizze assicurative dormienti, stiamo cercando i proprietari. Quindi diciamo, lo dico io, non ci sono. Stiamo cercando i proprietari, non ci sono. 1 miliardo e 600 milioni. Questo è il primo documento. Il secondo documento, questa è la convocazione di conferenza stampa di Vicenza Più in comune per rendere noto il decreto attuativo legge 105 per i soci Banca Popolare, Melo Banca e Banca Erisol, perché riguarda anche le altre 4 banche. Qui ci interessa più questo, ma riguarda un po' tutto. Questa è la convocazione, poi ognuno la può interpretare come vuole. Ripeto, ho mandato le mail a tutti, ho tutti i ricordi di mail, quindi sono tranquillo da questo punto di vista. Ho anche visitato le persone personalmente. Scusate il bisticcio di parola. Andiamo sul... Si è collegato? Ecco lì. Allora, questo ve lo lascio, l'abbiamo già pubblicato, soltanto per essere chiari, venerdì abbiamo partecipato a una conferenza stampa che hanno organizzato a Padova un gruppo di associazioni, belle, brutte, brave, non lo so, che pare che avessero avuto questo decreto e io ci stavo in quella conferenza stampa insieme ad altri giornalisti e diciamo, se qualcuno mi chiedesse dove l'hai preso, siccome le fonti non possono essere rivelate, diciamo che l'ho preso quel giorno lì, presso l'associazione che ha invitato a questo incontro. Ma le fonti sono sacre, no? Poi non dovrebbe essere segreto un documento del genere. Non c'è il contratto tra Atlantia e Benetton, non ci sono turbative della borsa come Consob che si è subito precipitata a denunciare stavolta, mentre sulle banche non ha avuto mai questa rapidità. Allora, il decreto è questo qui. Il decreto è, ripeto, non confondete mai, non è decreto legge, c'è una legge e c'è un decreto attuativo. Il decreto attuativo lo fanno dei tecnici e poi c'è il Consiglio dei Ministri, il Presidente del Consiglio dei Ministri che lo emana su proposta del Consiglio dei Ministri, nella fattispecie il Ministro del MEF. Quindi questo decreto attuativo fa riferimento a chi può essere risarcito secondo questo fondo e espone intanto chi ha diritto a ricevere ristori. Ecco, una cosa tecnica la spiego, chiedo scusa per questo, ma è importante. Ho letto tantissime dichiarazioni, noi non vogliamo un ristoro, noi dobbiamo essere rimborsati. Allora, a parte che si guarda al ristorante, se mi ristorano sono contento, no? Magari al prezzo giusto. Il ristoro nasce da una tecnica, questo l'ho studiato, a poi delle denunce che subisco io, altri non subiscono. Ho imparato quasi tutto il codice penale a memoria. Allora, che non mi fido molto di avvocati, controllo sempre io, sai, gli avvocati sono più trazza per le. Allora, controllo sempre quello che dicono gli avvocati, perché sai, io adesso sono di parte, a parte il portafoglio qualche volta. Allora, il ristoro è un termine che è stato usato tecnicamente in questa legge approvata da tutti, mi sono noioso, perché siccome per normativa europea, uso un termine generico, non possono essere rimborsati azionisti e obbligazionisti, perché questo sarebbe aiuto di Stato, grazie alle pressioni di tutti i soci vittime di queste banche, poi chi ha colpa delle banche non mi interessa in questa sede qui, sono riusciti a trovare, da buoni italiani, una dicitura, il ristoro, che definisce un reato, che è il reato finanziario, cioè tu hai comprato, qui è specificato quando ve lo lascio, e se c'era qui ve lo leggevo, ma sto a leggere una cosa che c'ha. Siccome hai subito un reato, perché hai acquistato o hai sottoscritto dei titoli finanziari, quindi azioni oppure obbligazioni subordinate, non venendo correttamente informato correttamente di quella che era la situazione che portava te, risparmiatori, finalmente vi riconoscono risparmiatori, non speculatori, e questo è importante. Allora, siccome definiscono un reato, per ristorare la vittima del reato non sto rimborsando gli azionisti, sto ristorando chi a sua insaputa, anzi deviato le informazioni illecite, ha comprato, ha sottoscritto azioni o obbligazioni. Quindi io penso che se qualcuno di voi deve avere 100 euro e ha 100 euro, io non ne farei una questione di Stato, quella che leggo continuamente, non devo essere ristorata, non mi devo essere rimborsata. Io penso che se mi danno 100 euro, non perché non ho letto, no?
però perché sono 100 euro. Se in quella legge compare il termine rimborso, la legge salta. Qualunque legge che preveda il rimborso ad azionisti e a obbligazionisti salta, perché l'Europa dice no, non è consentito. Quindi ecco, togliamo gli equivoci sulle parole. Allora, qui definisce chi può essere, la legge definisce e il decreto attuativo conferma chi può chiedere l'intervento del fondo, i risparmiatori che hanno acquistato strumenti finanziari, titoli e obbligazioni subordinate, a seguito del riconoscimento risultante da sentenza, questo è un passaggio importante, o da lodo arbitrale esecutivi del danno ingiusto subito a causa di cessioni irregolari da parte delle banche in risoluzione o liquidazione. E hanno diritto i risparmiatori che hanno acquistato strumenti finanziari nell'ambito di un rapporto negoziale diretto, questo è un argomento importante, con banche in risoluzione o liquidazione che li hanno emessi e che detenevano gli stessi strumenti finanziari alla data della risoluzione, quindi le 4 banche del centro Italia, diciamo, ai sensi del decreto legislativo numero, o della liquidazione coatta amministrativa, quindi Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, avviata dopo il 6 gennaio 2015 e prima del 1 gennaio 2018. Quindi questa legge riguarda 6 banche, delimita le 6 banche. Le 4 risolte, in italiano fallite, risolte, non penso risolte che sono risolte, sono rimesse in risoluzione, sono state dichiarate fallite, e le altre 2 in liquidazione coatta amministrativa. Veneto Banca nel frattempo già è tenuta una determinazione di fallimento, no? E lo stesso sta avvenendo comunque anche per la Popolare di Vicenza. Poi i successori in causa di morti, legittimati in possesso di strumenti che si dicevano ceduti. Sono, prego. Per le 2 banche venete la sentenza, Sì. non c'è nessuna. Allora, scusa, fammi fare il mestiere, avvocato. Allora, poi dopo mi indicate. Allora, ci sono o una sentenza, oppure ci sono gli rapporti, c'è scritto qui, lodo arbitrale. Un lodo arbitrale, ci sono già 1500 lodi arbitrali emessi che consentirebbero a 1500 persone di andare a incassare direttamente. Quindi stiamo anche danneggiando chi ritarda questa approvazione, ma forse è sbagliato questo decreto. 1500 persone, soci, hanno già in mano il lodo arbitrale che dice devi avere i soldi, non una parte dei soldi. Sono 1500 persone che in base a questa legge, a questo decreto, se fosse attivo già li avrebbero percepiti. Posso sembrare di parte, chiedo scusa amico, però io ragiono sempre per documenti. Se qualcuno, lei, avesse un lodo e in base a questa legge lo esercita e attinge a una parte di quel fondo che è piccolo a scanso di equivoci, no? E che va incrementato sicuramente, questo penso che nessuno abbia il coraggio di dire diversamente, lei prende quei soldi, giusto, no? Lei automaticamente che prende i soldi aiuta tutti gli altri, perché qua la legge dello Stato può prevedere che lei che ha avuto già il lodo prende i soldi e un altro che deve averlo non li prenda. Quindi il passaggio è anche una pressione, perché chi non ha chiesto il lodo perché l'avvocato l'ha consigliato diversamente, perché ha pensato di non farlo, perché ha seguito la strada della Costituzione in parte civile, o quello che per qualunque motivo non abbia fatto una richiesta di lodo, quelli possono farla, e dal momento in cui il lodo è attivo hanno diritto a percepire soldi. Poi andiamo avanti sulla spiegazione. Possono farla? Sì, si può fare. Per giunta anticipo un punto, siccome l'altro punto importante, e visto che non ci siamo, allora abbia pazienza. Quali erano le obiezioni a questo fondo? Allora, andiamo avanti qua. Non possono attingere a questo fondo, vediamo chi non può attingere. Questo fondo è riservato a persone fisiche, è riservato a persone fisiche, anche artigiani, anche non è riservato a società di capitale, e quindi ditti individuali, quindi persone che si presuppone che non avessero una cultura finanziaria tale da poter scegliere in maniera convinta quello che compravano, in presenza di qualcuno che gli dava false informazioni. Quindi questo fondo, ripeto, piccolo, ma che c'è per legge, non stabilisce nessun limite. Sfido non Don Tocca, anche il Vescovo di Vicenza e anche Papa Francesco
dimmi che c'è un limite, io non lo leggo, non c'è nessun limite per anno di sottoscrizione delle azioni. Quindi non è vero che esclude quelli che hanno comprato prima del. Non è vero. Ma chi ha sottoscritto però la... Scusi, io non lo dica anche lei, questo lì ci ho parlato, dico lei legga i documenti, dopodiché esprima qualunque parere, ma legga i documenti. Non c'è nessun paletto di importo, non fino a, non c'è nessun paletto di data, assolutamente no. Io scusa, mi ha fatto una domanda, scusa, dopo che mi dico io, poi c'è Bernardo che dice che non sono chirurgo, poi parlo anche tanto, quindi c'è aggiunto entrambe le cose, bisogna pure spiegarsi. Allora, non c'è limite di data, non c'è limite di importo, purché siano persone fisiche, ditte individuali e assimilabili. Non è previsto per le aziende, le società, può darsi che abbia detto quello, facciamo un'altra legge, dico io, non lo so. Non prevede, uso questo termine per non essere cattivo, non prevede che vengano rimborsati, ecco, rispondo subito giustamente, non c'è scritto esplicitamente che chi avesse aderito a precedenti transazioni, se voi leggo l'articolo forse è meglio, e lo dica con torto, mi raccomando, Sì, lo dico. Bravo, poi mi sembra che... No, faccia rispondere la cosa, non faccia il quello che dice unica, tutti vogliono dire qualcosa, no? Abbiamo finito il discorso e poi casomai... Allora, volevo leggere la cosa, ma adesso mi sfugge perché... Allora, chi avesse aderito sul consiglio giusto o sbagliato della solita associazione, chiunque, del solito vescovo che ha detto di consiglio di aderire all'OPT, perché il nostro vescovo disse aderite popolo, sperava che se la passasse a banca, però aderite popolo. È scritto esplicitamente che chi, in base a quel logo che va fatto, che dirà hai avuto 1000 azioni, facciamo con la licenza, per 62 euro sono 62.000, hai percepito il 15%, 9 euro a testa per quello che era, per 1000 sono 9.000 euro, il tuo diritto rimane, ti speriamo di ogni migliaio che hai già preso. È scritto qui dentro. La rinuncia espressa. No, non serve, non serve. No, scusi, io parlo di documenti, non parlo di chiacchiere. Io non chiacchiero, io non parlo di chiacchiere di chiunque. Il decreto prevede che possono accedere al fondo anche quelli che hanno aderito all'offerta pubblica di transazione, semplicemente stanando i soldi che hanno preso. Vero. Scusi. No, ma hanno sottoscritto l'offerta pubblica di transazione. Ma non c'entra niente, non c'è. L'avvocato me ne dice un imbecille. Va bene così? E me ne prendo responsabilità. Chiunque sia un avvocato. Non ci siamo. No. Andiamo avanti, Io parlo per documenti. Anch'io. Siccome chi ha firmato l'OPT ha sottoscritto quello che lei dice, è superato perché dice chi ha aderito all'OPT i soldi li prende tutti meno quelli che già ha preso. Questa è la legge dello Stato. Se voi lo stavolate non lo importa, se non lo stavolate non importa, quindi va applicato. Allora, chi? No, andiamo avanti. Questo giornalisti mi sto dando Renzo, perché allora, adesso parliamo di euro a pezzo, quindi spero che paghi di più Renzo. Allora, non viene proprio il pezzo sulla cosa. Allora, per legge dello Stato, se questo passa, chi ha preso i soldi per l'OPT rinuncia, prende tutto meno quello che già preso. Mi sembra giusto, mica prima volta, no? Non prende i soldi, è scritto dalle righe, ma in maniera molto chiara. I 27.000 soci che risultano dal libro soci delle banche che hanno avendo azioni nel tempo le hanno vendute guadagnandoci. Allora, nel rapporto che verrà fatto, quando chi si esprimerà sulla cifra da dare, chi si esprime sulla cifra da dare, l'ANAC, cioè l'autorità anticorruzione, che secondo me spingete perché deve essere rafforzata, perché sono d'accordo che bisogna tante pratiche, ci serve una sentenza, e ci sono sentenze, e siamo un lobby, ce ne sono 1500, e se ti danno altri lobby, li esamina in base alle risorse che ha, le persone. Se sono poche le persone,
Quindi la battaglia, casomai è fatta, mettete più gente all'ANAC, l'ANAC valuterà anche chi aveva delle azioni, ha delle azioni, per le quali ha in tasca delle azioni da stabilire, per le quali dovrebbe avere un ristoro. Se quella stessa persona ha venduto prima altre azioni, quindi non quelle che fanno parte del loto, magari le ha comprate a 20 euro, spariamole, e le ha vendute a 45, l'ANAC terrà conto che quel signore lì, quel signore, quella signora, chi sia, ha comprato a 20, ha venduto a 45 e ha guadagnato 25. Quindi per la parte di azioni che sono rimaste in tasca dovrà avere dei soldi, ma nel valutare quanto è giusto che abbia, terrà conto l'ANAC di anche quanto ci ha guadagnato sulle altre. Ci sono 27.000 persone, forse non tutte favorevoli a questo decreto, che in base a questo magari non dico che devono dare i soldi indietro, però sono 27.000 persone che ci hanno guadagnato su queste azioni. Quindi quando dicono tutto a tutti, io sono favorevole. Tutto a tutti sono favorevole. Ci sono anche 27.000 che ci hanno guadagnato. Forse qualcuno oggi è contrario a questa legge, perché questa legge dice no, tu non prendi più i soldi, quello che hai guadagnato è guadagnato e quello che hai perso è perso. Mi sembra anche un discorso umano. Allora, quindi c'è, sono presi tutti i casi, non tutti, ma quindi allora leggo il punto. Come ti chiami? Santino, scusa, Dino, più semplice. Da detta articolo 5, da detta misura il ristoro finanziario dell'ammontare del ristoro sono in ogni caso detratti gli eventuali importi di cui gli aventi diritto hanno già beneficiato in relazione allo stesso strumento finanziario a titolo di risarcimento, indennizzo o ristoro comunque denominato, che non sono stati considerati in detrazione nella sentenza o nel loto capitale medesimi. Questo è il punto. Quindi chi ha preso soldi prima può chiedere altri soldi, quelli che ha presi, non penso che Dino che vuoi prendere altri soldi, li hai già presi. Quindi se qualcuno, anche con torta, dice che sono esclusi quelli dell'offerta pubblica di trattazione, è stato male informato. Va bene? Se qualcuno dice che non sono messi quelli che hanno comprato le azioni prima del 2007, qua non c'è nessuna data. Non c'è nessuna data. C'è un altro criterio, io sto spiegando, e spiegando sembra che sia favorevole, però poi vi do i punti che sono negativi secondo me, no? Chi dice che, siccome fissa il famoso criterio cronologico, no? Cioè, siccome i fondi, ripeto, sono pochi, 100 milioni di euro in 4 anni sono una miseria, no? Ma chi qua dentro è favorevole a 100 milioni di euro? Nessuno. Per chiarezza, no? 140 miliardi lo Stato non ce li ha, avrebbe 1,6 miliardi nei fondi dormienti. Il meccanismo che, anche se non lo scrive esplicitamente nella legge, questo bisogna dirlo anche questo per correttezza, la legge non prevede esplicitamente in nessun passaggio che sia, correggetemi se sbaglio, che me la sono letta anch'io, che ho sentito tutte le campane, no? Cioè, sono ricchi di questa destra e sinistra che le rintrovo, no? Nessun meccanismo che preveda il prelievo automatico di denaro dai fondi dormienti. C'è scritto che la legge può essere rifinanziata. Quindi nel parlare tutti hanno detto si può rifinanziare perché comunque nel parlare ci sono dei fondi che non intaccano il bilancio dello Stato, che sono i fondi dormienti, che ripeto non sono 140 miliardi ma sono almeno 1,6 miliardi. Allora, dato per scontato che 100 milioni in 4 anni sono pochi, dato per scontato che 1.564 si potrebbero prendere, sta ai buoni politici che vogliono promettere il mantenibile, non la luna, e ai bravi soci, ai disgraziati soci che vogliono recuperare i soldi, fare pressione perché questo fondo venga rimpinguato. Come può essere rimpinguato questo fondo, Dino? Parlo con te perché a me piace parlare con l'opposizione. Scusa, poi mi fai domande. Come può essere rimpinguato? Semplicissimo. Si attua la legge, si attua il decreto, dopo 3 giorni i soldi sono finiti. Giusto, no? Allora c'è scritto che il Ministero del MEF fa relazione periodica al governo. Il Ministero del MEF va a dire, signori, qui c'è una botta domande e altre stanno arrivando, i soldi sono già finiti,
siccome è prevista la possibilità di rifinanziarlo, che fai, caro governo? Oh, se il governo e tutto il Parlamento, ma basterebbe il governo a quel punto lì, no? Anche se oggi è stato tutto il Parlamento a favore, volesse veramente dare più soldi ai soci, dice perfetto, sono finiti quei soldi, la legge 205 già lo prevede, decidiamo da quale scatola li andiamo a prendere. Quindi, paradossalmente, prima si attiva, premesso che servono dei documenti, poi ci torniamo, premesso che sono pochi soldi, per avere la certezza che qualcuno si deve muovere, non per promessa, ma per necessità, ci sarà la fila dei soci che chiederanno i soldi con l'obo, e i soldi finiti, e la legge dice può essere rimpinguato, e la legge dice il MEF fa il rapporto al Presidente del Consiglio, di signore qui c'è la gente sotto le scale del Parlamento, del Palazzo Chigi, che cos'è, vogliono i soldi, siccome la legge prevede di attingerne altri, lo fate o non lo fate? Non promesse, c'è già la legge, allora sì, mettiamo altri 500 milioni, da dove? Da fondi correnti. Se non si arriva, Fisco ha ragione, però voglio finire che non voglio rispondere neanche a me, ma ci sta giusto rispondere, visto che manca questo, non che non voglio rispondere, no? Quindi, secondo me, l'ottimo è tutto a tutti. Scusate, a tutti. Allora, tutto a tutti, sapete cosa significa? No, siccome l'ho letto, bisogna dare tutto a tutti, anche voi, no? Tutto a tutti significa, c'è un foglietto da lasciare in borsa, non fa niente, tutto a tutti significa 11 miliardi di la Banca Popolare di Vicenza e il Credito Banca. Cioè, i soci, il valore delle azioni della Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca, quando è stata messa in risoluzione, quando è andata in crisi ufficialmente, erano 11 miliardi. Tutto a tutti prevede 11 miliardi. Tutto a tutti, qui c'è un esperto nel campo, del lucro, prevede anche che gli altri danneggiati sono anche tutti quelli che hanno sottoscritto, che hanno firmato fiduciarie, garanzie, a fronte di prestami i soldi, magari baciati con le fasure, non quelle grandi, no? Che hanno messo a garanzia per avere prestiti, magari un po' di azioni che non valgono più niente, no? E magari hanno messo il capannone o la casa. Allora, sappiate, questo ho sempre detto anche nell'ultimo incontro che ho avuto con voi quando abbiamo presentato quel libro sulle bugie sulla Banca Popolare di Vicenza, ho detto attenzione, c'è una catastrofe superiore agli 11 miliardi nominali persi, che sono i 18 miliardi di NPL. Ci sono 18 miliardi di crediti in sofferenza, di cui non avendo i dati esatti, diciamo che la metà sono di gente che ci ha giocato, non lo so, oppure crisi reali, l'altra metà è povera gente che gli stanno pignorando, sono già partiti dei crediti inclusivi, sono già partiti i pignoramenti, signori, anche politici questi che oggi stanno ancora al mare, sono partiti per 9 miliardi gli tolgono casa, non dica che non porta, gli tolgono casa, gli tolgono il capannone, gli hanno già tolto i figli perché stanno a incentrare i rischi, fine. Allora, ponete il suo problema qua. Io non dico, ponete il problema. Quindi, se io sono favorevole a dare tutto a tutti, si vuol dare tutto a tutti, bisogna trovare una cifra intorno a 8 miliardi. Diciamo la metà di 11, perché mediamente le comprate almeno, no? 5 miliardi e mezzo. E diciamo 10 miliardi per NPL, 15 miliardi, ma lasciamo le azioni 5 miliardi. Lo Stato oggi, signori, credete che lo Stato, oltre le promesse, vi trova 5 miliardi domani, dicendo facciamo questa legge qua e domani vi do 5 miliardi? Se rispondete sì, e mi convincete, io questi fogli qua li strappo tutti. Il prossimo documenti. Se vi ponete il problema, ponetevi il problema, non dico nient'altro. Perché questa è una legge dello Stato che deve essere soltanto attuata e deve essere migliorata con più fondi, più funzionari all'ANAC, rapidità nei loghi, perché il logo è quello che basta, non serve neanche la sentenza, che c'è chi ce l'ha la sentenza, chi ha avuto le sentenze sono parecchie persone, non parecchie decine, parecchie centinaia hanno avuto sentenze a favore per avere 60.000, 100.000, 200.000 euro. Che a chi si rivolgono? La Banca Popolare di Vicenza di liquidazione? Sì, perché chi dovrebbe pagare la Banca di liquidazione o la Veneto Banca di liquidazione? Sì, ma la Banca di liquidazione, siccome lo Stato ha diritto di prelazione e in prededuzione tutto l'importo che ha, io dico regalato, mi denunciasse pure intesa, ha regalato l'intesa, tutti i soldi che arriveranno alla liquidazione andranno prima allo Stato che deve recuperare i soldi che ha dato intesa e poi eventualmente a chi per sentenza già è stato detto no, deve avere i soldi indietro.
Questo fondo bypassa Intesa, bypassa le banche, bypassa tutto, deve essere soltanto, e non è poco, essere rimpinguato, 1,6 miliardi di fondi dormienti, più funzionali all'ANAC e semplicità nelle procedure per i lobby arbitrari. Quindi io dimostro che ho comprato queste azioni, c'è scritto, queste altre le ho vendute, questo voglio sapere quando le hai vendute, perché quello gioca contro alcuni, e quindi io come lobbista ti dico che devi avere questi soldi qua. Vai all'ANAC, 60 giorni devi decidere. E nella domanda va messo l'IBAN. Posso fare una puntualizzazione? Sì, no, e questo è super. Per quanto riguarda il discorso di 1,6 miliardi, sono ipotesi, diciamo, che hanno bisogno di verifica. Però c'è da dire. Sì, però voglio dire che non è detto che 1 miliardo e 600 milioni vengano utilizzati solo per le banche. Adesso c'è scusa, scusa. Allora. Non è detto che. Allora, è bene dirlo. Una legge nuova che va scritta completamente da zero. Dove sta la certezza che vengono presi 100 milioni ci sono oggi? Se tu hai dubbi leciti che quel 1,6 miliardi venga destinato non solo per il ponte, perfetto, tu sei così sicuro che chi ti sta promettendo, sei così sicuro che chi ti sta promettendo di avere tutto? Lei è sicuro che per 1,6 miliardi io non sono sicuro. No, ma io sono sicuro che se la legge c'è, i fondi ci sono. Posso intervenire? No, perché tanto è interrotto, se lei parla... No, posso solo intervenire un attimo. Allora, facciamo alla fine, no, voglio finire il discorso. Io ho risposto a lui. Se tu pensi che una promessa futura ti tolga un dubbio attuale, perché chi ti promette quei soldi dove li va a prendere? Sotto il ponte? Sotto il ponte? Ma questo è un problema che esiste chiaramente. È un problema, ma esiste anche il problema. Tu sei medico, no? Anche nel mio paese, che è Basso Lazio, in Ferrogna, si dicono che è meglio un uovo oggi che una gallina domani. Io sai cosa ho detto tante volte, che lo sto citando perché quello da venire, ho detto tante volte, secondo me è meglio un uovo e un pulcino oggi piuttosto che una gallina domani. Cioè l'uovo lo prendi subito e poi c'è pure un pulcino che lo fai crescere, no? Su quello si può discutere. Allora, quindi io vi lascio a tutti, magari qui sarebbe altre cose da dire, ma vogliono troppo venute. Vi lascio a tutti questo documento. Lo scopo è che tutti abbiano. Punto 2 dell'articolo 5. Sì. Punto 2 dell'articolo 5. Sì. Quello che parla dell'ordine cronologico. Sì. L'ordine cronologico. No, ma è giusto, perché devo stabilire un ordine. E ti ho detto, questo qui paradossalmente, per quanto possa sembrare astruso, no? Allora, l'ordine, scusa, come si fa nei fallimenti? Ripeto, di penale soltanto adesso, no? Nei fallimenti, no? Che c'è un'iscrizione al fallimento. Quindi tutti i creditori si iscrivono a un fallimento, dico bene? Poi c'è un anno di tempo per iscriversi al fallimento. Dopodiché il curatore fallimentare verifica la continuità dei crediti e sceglie questo qui da risolvere, quest'altro no. Ci sono 6 mesi di tempo da quando viene stilato il documento che dice questo è diritto e questo no, per fare opposizione. Adesso semplifico, lei giudice popolare, no, non giudice popolare, sto semplificando perché non arriviamo al comma ci sono 6 mesi di tempo per fare ricorso e poi c'è il tempo per rispondere al ricorso. Quindi se non ci fosse un criterio può essere chi deve avere più soldi subito, sbagliato. Ora arriva qua il grande imprenditore che ha 110 milioni, se volete che sia dato tutto a tutti, anche gli imprenditori che hanno 110 milioni di baciate per prendere i soldi, no? Che sei tutto a tutti, Viene là, io ho più credito, prendo per primo. E dirà, no, prima a chi ha pochi soldi, no? Giusto? E si discute. Allora, qual è il criterio? Ammontare della cifra? No, perché non si può. Ammontare in rapporto al bisogno. Chi decide il bisogno? Facciamo quelli 6. Il rapporto alla simpatia. Poi viene più antipatico di tutti, lo so, questo qua, e li prende dopo. Dino più simpatico di tutti, li prende prima. Non è giusto, no? Allora ho detto una cosa, quando uno sceglie un criterio, no? Il rigore si dà
quando uno cade per terra e l'arbitro fischia. Diceva un allenatore, il rigore c'è quando l'arbitro fischia, adesso il rigore c'è quando l'arbitro fischia, no? Allora, il criterio è tecnologico perché dicono chi arriva prima viene esaminato prima e viene liquidato prima. È un criterio come un altro, perché l'altro è aspettiamo tutti, aspettiamo 218.000 soci delle due popolari, più 100.000 non so quanti sono delle altre banche, aspettiamo 300-400.000 domande che ci vorranno quanto tempo per arrivare, quanto tempo per essere verificate, quanto tempo per essere approvate. Il 65%, io ho più di 65 anni, quindi non porto sfortuna a nessuno, il 65% dei soci fregati delle banche ha più di 65 anni. Un modo per abbassare il rimborso è farli morire. E farli morire per tempo è la cosa più semplice, giusto no? Allora, siccome è una procedura di altro tipo che non fosse cronologica, poi ce n'è una migliore, proponiamo, ce n'è una migliore, lavoriamo, lavorate, io non sono azionista. C'è una discrezionalità totale, però dopo nello stabilire, al di là dell'ordine cronologico, nello stabilire chi ha diritto o meno. No, c'è un lodo prima, c'è il lodo che dice. Ma il lodo è il lodo. Sì, ma si dice cose sbagliate, io sono sempre. Sono opinioni diverse, non dico che lei dica cose sbagliate, sono solo opinioni diverse. Io la prego. Ho letto. Allora, una cosa importante, io ho istituito, siccome io non sono azionista, anzi ho preso i fondi in banca come di Vicenza appena ho visto lo schifo, e se mi consentite, no? Più di tante associazioni, con tutto il rispetto per le associazioni, per tutte, io penso di avere qualche voce in più degli altri, perché io mi autocito, perdonatemi, a mio rischio e pericolo, lo sapete, no? Dal 13 agosto 2010 sto denunciando che mi hanno fregato. Quindi io non sono iscritto all'associazione, non ho azioni, ho chiuso il fondo nella Popolare di Vicenza, eccetera, mi sono beccato denunce da Zonini, c'è un altro in corso. Io dico, posso parlare liberamente, qui perciò mi autocito, no? Abbiamo scritto dal 2010 quello che altri scoprono oggi, io ho il titolo di esprimere le mie opinioni, no? Giusto, no? In questo senso qua, dico, mi autocito. Allora dico, ragioniamo su questi fatti, ragioniamo su queste cose qua. Nel fare le parentesi, come dice per l'amico Berlato, mi sono dimenticato il discorso, però non c'è un interesse mio particolare, signora. Noi oggi daremo questo, lo diamo a tutti, l'abbiamo già pubblicato sul sito, lo ripubblichiamo. Premieremo sui politici, alcuni ci sono, altri ci sono normalmente, diciamo così, e ringraziamo pure il Comune di Vicenza che comunque ci ha ospitato, perché non penso che il gruppo non abbia avuto pressione per non farlo, questa cosa qui, quindi diamo atto che volevo questo passo. Chi c'era prima non l'ha fatto mai. Detto questo, io ho istituito, non sono associazione, non sono né pro Don Torta, né pro Ugone, né pro Conte, né pro Cavallari, ho parlato con tutti e esclusi tutti quando ho le notizie e quando me le mandano. Ho fatto fare una email che è fondo, ma non fondo inteso il fondo soci banche venete, @vicenzapiù.com. Ai tempi della Banca Popolare avevo fatto una email dpv@vicenzapiù.com dicendo chi ha problemi non che li risolvo, se li potessi risolvere mi resta validare, no? Diventerei santo prima di Don Torta. Io ho detto a Don Torta che ci sono sempre, come si chiama? C'è sempre un Lucifero da qualche parte, no? Giusto? Però io vorrei che Lucifero si ricordasse che una volta era Serafino. Quindi ho speranza che i Luciferi che sono in giro torni a essere un po' Serafino, no? Perché io ho detto, quello contro cui io sono contro i dogmi, e secondo me alcuni di voi stanno ragionando per dogmi, e ho concluso con l'articolo dicendo state credendo ai dogmi liberi, però se il dogma ve lo impone Cristo siete fortunati, se ci sono musulmani qui presenti con Allah, che è un religione. Se però lo sta proponendo Lucifero, e ho aggiunto di Lucifero ce ne sono in tutte le associazioni, e non voglio offendere nessuno, non per dire, non sto nelle associazioni, speriamo che torni si ricordi di essere Serafino. Tutta questa cosa qua. Quindi questa è la tappa. Il mio lavoro è presentare la legge,
presentate questo decreto, chiedetevi perché alcune associazioni non ve l'hanno dato, esprimendo pareri su una cosa che non vi hanno dato, e chiedetevi se è il caso di fare una lotta, che secondo me va fatta, per avere più soldi, più semplicità di accesso, tutto quello che volete, ma per non rinviare ancora. Lei una cosa, adesso c'è il ponte, no? Adesso per un mese parleremo in Italia, parleremo del ponte. Adesso ci accorgeremo che il ponte adesso, e non voglio fare politica, no? Salvini ha detto, mi sta simpatico su certe cose, però promettere oppure sbalicare non serve a niente. Salvini ha detto, io non ho votato PD, negli ultimi anni mi sono pentito, anche io sono pentito. Allora, volevo vedere a poco, per essere forte, perché non sono arrivato. Allora, perché ci credo ancora alla società, alla gente, poi non è così di destra e sinistra. Allora, ho detto, Salvini cosa ha detto? Chi ha approvato le proroghe per Atlantia e Benetton? Il governo precedente, Renzi, no? Renzi adesso, prima era Cristo, adesso è diventato Lucifero, no? Giusto, no? Non sto difendendo Renzi, no? Perché nel 2014 la proroga a Benetton perché Atlantia è controllata da Benetton, è stata votata dal governo Renzi. Ma nel 2008 la proroga precedente, su cui si basa la seconda, da chi è stata votata? Dal centrodestra con Salvini tra i votanti a favore. Voglio dire, io credo a Salvini, credo a Renzi, credo a Mattarella, credo a Napolitano, cioè non credo a nessuno in pratica, io credo ai documenti, perché Salvini che oggi dice colpa del PD perché ha prorogato, si è dimenticato che prima l'aveva prorogata lui. Allora dico, invece di farlo sulla pelle, in quel caso di 43 morti e di un'economia, non credete a nessuno. Leggete i documenti, il mio mestiere è fare il giornalista, dovrebbero farlo anche le associazioni di avvocati, leggete i documenti e fatevi la vostra idea. Poi siccome non potete capire tutto, per carità, rivolgete a quelli che avete più fiducia e confrontatevi, ma sui documenti, non sulle promesse. Non sulle promesse. E oggi per un mese parleremo del ponte, tra 2 mesi parleremo della TAV, torneremo a fare la TAV, tra 4 mesi faremo le nuove elezioni e voi starete ancora aspettando. Io chiudo qua la parte ufficiale, si può capire. Poi se la presentazione andando leggendo gli atti. Scusa, tu fai parte di Alla. Sì, Scusa. Con me non funziona il gioco, non lo fai per cattiveria, perché se tu deve essere credibile, tu non esordisci, ho pubblicato pure articoli tuoi, ti conosco e ti stimo, ma tu sei il presidente, come sei dell'Aula, sei un'associazione, quindi non dire perché dopo ti sfrutteranno questo incontro che è conoscitivo, basta che uno che dica ha parlato quello che ha detto che è un'associazione. Allora, facciamo così, il mio intervento l'ho fatto al Cristo di Atene. Ognuno, lui ha parlato del Don Torto, lo apprezzo perché ha detto io difendo Don Torto, lo apprezzo, no, io non sono tipo, no, questo con me non funziona. E avete chiesto la prossima qualcun altro, le cavallari. Poi Belluto. Solo una precisazione perché è una questione metodologica. Questo regolamento che è stato presentato da Giovanni Rubiello oggi è un regolamento che disciplina e attua l'istanza al fondo. Non so se riesco a spiegarmi in termini pratici, faccio il tecnico a volte mi sono un po' difficile. Ovvero sia, Ti presenti Cavallari? Cavallari Fulvio Abito, associazione di quindi quando qualcuno di voi legge questo regolamento non legge la disciplina del lodo arbitrale ANAC, ma legge, una volta ottenuto il lodo ANAC, le modalità attraverso le quali si può fare l'istanza al fondo. Allora, detto questo, cosa significa? Che qui non vengono disciplinate regolamentarmente
le modalità con le quali si va a fare discussione presso l'ANAC. Non c'è quindi una procedura, diciamo così, dove viene indicato le modalità, i termini di presentazione di istanze, memorie, repliche e controrepliche. Qui vengono indicate semplicemente le modalità con le quali si fa. Il logo deve essere messo dalla CF. Precisiamo anche questo. Chiedo. L'ANAC entra dopo il logo, non fa il logo l'ANAC. Allora, se voi andate a leggere il glossario introduttivo del regolamento, il logo è indicato come logo ANAC. Questo è il primo dato presupposto. La legge 50. Sì, il logo è quello ANAC. Quindi il regolamento, così come è impostato in questa bozza, prevede il logo ANAC, quindi avremo, si suppone, se venisse attuato, che tutti quanti si rivolgeranno all'ANAC. Però questo regolamento tiene conto anche di tutti quelli che si sono rivolti ad altre autorità in precedenza. Gli ACF, quindi sentenze di grado. Esatto, lo dice l'articolo, mi pare. Sì. L'articolo 4. Chiedo scusa, allora leggo per dire per tutti. Allora, c'è scritto qua, il lode è emesso dall'ANAC. Dice l'articolo 4 al punto 1, se ce l'avete tutti. Noi almeno come professor Teclon l'abbiamo interpretato così. Per le sentenze passate in giudicato e i lodi divenuti non impugnabili anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il termine di un anno, che è il termine per fare l'istanza, decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Allora, è evidente che se uno ha ottenuto un lodo prima che entri in vigore questo regolamento, non è certamente il lodo ANAC, è un altro tipo di lodo. Quindi, siccome i lodi che in precedenza noi abbiamo sono di due tipi, quello ANAC per le subordinate e quello praticamente ACF per tutti gli azionisti, ecco che quindi allora noi possiamo interpretare questo dettato normativo dicendo tutti quelli che hanno precedenza all'entrata in vigore del presente regolamento hanno ottenuto un lodo arbitrale anche ACF possono presentare entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento un'istanza. Anche se fosse scaduto il lodo, c'è un tempo, si riparte quei tempi. Quindi fondamentalmente il lodo ACF entro un anno dalla data di entrata in vigore di questo regolamento, una volta che dovesse essere adottato, chi ce l'ha in mano va all'ente gestore, presenta un'istanza correlata dai documenti e dà, a mezzo quel criterio cronologico di cui magari si discuterà, e dà accesso al fondo. Quindi ci sono già effettivamente delle persone, e sono parecchie, sono quasi 1500, che hanno già in mano un logo ACF e purtroppo, devo dire, ahimè, siccome questo regolamento non è entrato in vigore, non è stato firmato, queste persone al momento sono stoppate, sono ferme. Partirà dal momento in cui eventualmente. Esattamente. Quando questo regolamento viene approvato. C'è un anno di tempo. Un anno di tempo. Saranno problemi. Sì, avevano bloccato quel fallimento. Alla signora ci sono delle sentenze, quella di Verona, che ha condannato con l'esigenza a pagare che lei ha vinto la causa, poi la banca si è opposta, il giudice ha revocato la provvisoria di esecuzione e quindi lei ha in mano una sentenza di primo grado con diritto di avere 28.000 euro e che non riesce ad avere con quella sentenza, ora su quella signora parlo sullo termine, diciamo così, del fondo, potrebbe essere andata. Avrebbe potuto andare già dire questo è, e non ha bisogno nemmeno del logo ANAC di chiamata, c'è già un titolo che mi gliela trovo, cioè per darvi solo un'idea, lo dico per tutti quanti. Poi pensate soltanto che 1500
per le quali probabilmente 25.000 euro possono anche bastare come inizio, che vengono pagati la speranza, la fiducia della gente che dice cominciano a pagare. Solo questo dico, cioè sono 1.500 persone che grazie a un motivo che dovremmo capire, perché c'è la febbre, non riescono a poter accedere a una cosa che è già pronta per loro, hanno adesso carta straccia e diventa una cambiale che chiedono l'anno. Ma è l'ANAC questo? Sì, no, più ho sbagliato, questo è un dubbio sbagliato, che volevo leggerlo qua, allora, c'è scritto qui, articolo 1 di questo del regolamento, quindi non il regolamento, che è il regolamento, il decreto attuativo, che è il decreto attuativo, il decreto Baretta, il decreto questa è un decreto attuativo, ma è un regolamento. Senza di questo la legge non serve a nulla, infatti sta lì che dorme. Sapete quanti sono i decreti attuativi fermi per quante leggi? Futuro parlamentare, sai quante sono le migliaia di decreti attuativi fermi che non vengono attuati nelle leggi? Cioè, quando voi le sentite, approvata la legge per moltiplicare le api, sono più i decreti attuativi fermi che non le leggi approvate. Quindi vuol dire che quelle leggi fuffa. Oggi c'è una legge e manca il decreto attuativo. Il regolamento dice, articolo 1, il presente decreto disciplina, non è voluto, sì, era la cosa che forse andava detta prima, disciplina, mi ha un po' sconvolto saggio qua, disciplina i requisiti, le modalità e le condizioni di attuazione di che hanno istituito il fondo di ristoro finanziario per l'erogazione di misure di ristoro vi ho spiegato perché, a favore dei risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto, quindi non rimborso perché le azioni sono crollate, quello non basterà mai, riconosciuto con sentenza del giudice o con pronuncia degli arbitri presso la Camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui è l'articolo 210 del e questa è l'ANAC. Lì mi fa domanda, mi ho dimenticato questo passaggio, ma quindi è chi ha un lodo fatto l'ACF vale, chi ha una sentenza vale, tutti gli altri dovranno fare un arbitrato presso l'ANAC. Che dura 180 giorni. Si dura 180 giorni se l'ANAC lo lavora in tempo. Sì, ma questo è una dizione, un dato sociologico. Tanto per andare nel concreto, la sociologia come ci frega i codici. Allora, la legge che si è istituita per rimborsare gli obbligazionisti di Etruria è stata affidata la gestione all'ANAC. La stessa cosa viene fatta perché nel passaggio della legge viene detto verrà deciso un gestore, quindi il gestore è l'ANAC. Non ha importanza. Volevo dare una spiegazione di come è nata questa cosa. Quando è scoppiato il caos delle 4 banche, c'è stato un suicidio che ha commosso e scosso. Qui ci sono stati 20, 30, 40 che continuano a non scuotere, fa parte di quei misteri della storia. Comunque ha scosso questo qui, tutte le televisioni, Civitavecchia, di 100 milioni, 100.000 euro della solidarietà dipendente, eccetera, eccetera. Guardate la storia, il Parlamento si commuove, parte, tutte le obiezioni dell'Europa vengono superate, stanziano prima 200 milioni, poi 400. Chi doveva giudicare per esercire gli obbligazionisti? Tutti erano terrorizzati che dovesse giudicare Banca d'Italia e Consob, che noi sospettiamo non proprio con le mani pulite in questa vicenda. Allora lì venne inventato di andare da un arbitro che non avesse condizionamenti di Consob e Banca d'Italia. E l'arbitro che venne dato fu l'ANAC. Quindi è stato come dire, andiamo da uno che è fuori dall'asilo. Chi è che l'ha nominato? Intanto l'ANAC. È un'autorità indipendente. A questo qua. No, lui domandava da chiedere, cioè sicuramente è una struttura diciamo anticorruzione che ovviamente è scomoda un po' per tutti perché è nata apposta per quello, comunque lo dava come dato storico, quindi quando le leggi tu la richiedi intera, eccetera, di 2 righe, è l'ANAC, che la quale ha costituito questa questione e sta operando con una certa celerità. Chi c'è di Ferrara ha fatto confermarlo, ovviamente sono dei problemi, ma insomma le domande vengono evase in maniera dovuta. Qual è il punto? Il punto è, torno a un'osservazione molto importante fatta, che il termine cronologico che tanto dà fastidio alla gente, perché tutti
molti hanno paura di arrivare secondi e non trovare più in testa. E quindi dicono, no, perché sono logico? Un termine è comunque necessario. Io torno a dire, l'ho detto a Roma, che lo ripeto, quando noi abbiamo cominciato a pagare 20, 30, 1000, 2000 persone per il danno integrale che hanno ricevuto, perché questo decreto, questa bozza che avrà tanti difetti in campo, c'è una cosa importante, dice, viene pagato il danno subito, non la percentuale. Per esempio, per quelli delle obbligazioni hanno fissato un tetto di reddito, non più di 35.000 euro, non più di una casa, due case, 3 case, e una serie di limiti. Ed nasce nell'ottica, visto il suicidio di un pensionario, nell'ottica un po' assistenziale. Questo nasce nell'ottica del rispetto della dignità del risparmiatore. Che tu apri la casa continua, se è un risparmiatore, se è stato ingannato, hai diritto a risarcimento. Cioè questo principio è fondamentale e lo qualifica. Allora dico, finisco brevemente, quando si è cominciati a pagare questi qui, senza limiti di reddito, ma solo per il danno giusto subito, e ne hai pagati 1000, non c'è nessuno che possa impedire che tutti gli anni devono regolati in questa maniera. Obiezione. Ma chi ci garantisce che i 100 milioni vengono destinati qua? Specie adesso che c'è, arriverà un'alluvione, tra poco arriverà un'alluvione, c'è già stato un ponte, poi c'è, figurarsi, no, qui sta vedendo prima De Biasi, no, perché la legge approvata nella Boschi, nella legge Gentiloni, ma da Tremonti nel dicembre 2055, 2005, io non del futuro, perché andando avanti così io tengo nel 2005 dice che quei fondi che arrivano eccetera eccetera sono destinati, viene tutto lo possiamo, in 4 direzioni. Allora, le 4 direzioni sono reati finanziari, bond argentini che sono stati già oggetto di una transazione dello Stato italiano che ha già poi ISE e finanziamento alla ricerca. Questa legge disciplina questa legge disciplina dove vanno i fondi dormienti, giusto? Sì, allora vanno queste voci qua. Se bastano fuori da queste voci qua, noi abbiamo già pronta la presentazione delle posizioni di cui dice in maniera precauzionale un ricorso alla Corte dei Conti. Cioè non si può prendere soldi destinati, porto l'esempio a Roma, da Roma arrivano 7 miliardi per la sanità e lui dice, beh ragazzi, se nella sanità togliamo mezzo miliardo per fare le strade, lo arrestano. Lui non può prendere i soldi della sanità e destinarli per un'altra cosa. Lui può dire, dargli gli ospedali piccoli, gli ospedali grandi, gli ospedali brutti, quelli cattivi, ma deve darli alla sanità. Così questi qua, allora, quei 1 miliardo e 600 milioni sono già previsti in legge in queste 4 direzioni. L'ISE e cascata. I bond argentini sono esauriti, non c'è più problema. La ricerca scientifica può aspettare un momentino rispetto alla nostra tragedia, ci danno. Quindi correggo il mio errore, grazie avvocato. Quando ho detto, tra l'altro, se siamo uniti, non c'è bisogno che io faccia la dichiarazione alla Corte. Allora scusa Dino, correggo una cosa, io ho detto che da nessuna parte è scritto esplicitamente che i soldi si possono prelevare dai fondi dormienti. È vero che l'ho detto, ma quello che ha aggiunto adesso l'avvocato Conte è questo, che la legge del 2005 fissa per cosa possono essere usati quei fondi. Quindi quei fondi dormienti possono essere usati per le 4 voci che ha detto, tra cui reati finanziari. Siccome la legge 205 stabilisce il criterio che vanno ristorati i soci e gli obbligazionisti delle 6 banche se hanno subito reati finanziari, basta fare il legame. Quella legge consente l'uso di quei fondi per chi ha subito reati finanziari, la nuova legge prevede reati finanziari, lavorate per far confluire quei fondi. Quindi è questa un'altra battaglia che va fatta. Quindi scusa, che c'è una legge, c'è una bozza di decreto che doveva essere attuato entro il 30 di marzo e non è stato attuato, c'è qualcuno che continua a denigrare
una legge che poteva pagare già qualcuno, al di là dei tecnicismi, stiamo parlando che c'è un decreto attuativo in bozza che prevede l'algoritmo che dichiara che i risparmiatori sono risparmiatori e non azionisti. Stiamo parlando su una cosa che è stata approvata su legge di bilancio e quindi è passata in comunità europea, quindi questo fondo poteva già essere partito, poteva già aver iniziato a pagare. Stiamo parlando di un qualcosa che al di là dei, diciamo, dei tecnicismi legali, io, professore, si ricorda che noi siamo andati, io ho conosciuto il 4 ottobre Casini, la commissione d'inchiesta parlamentare. Io a Casini, c'eravamo insieme. Il 4 ottobre siamo andati là, sì. C'è anche te, boh. E gli è stato chiesto, no, 6 minuti dopo non era il 4 ottobre te. Io gli ho detto, noi le diamo la possibilità, voi dovete solo verificare che questa è una truffa colossale di massa. Vi diamo la possibilità, col lavoro delle associazioni che abbiamo verificato noi, che questa è una truffa colossale di massa. Voi dovete solo verificare i documenti che vi diamo e leggerli. Okay? Abbiamo fatto la commissione d'inchiesta, ci hanno chiamato, gli abbiamo dato i documenti che noi abbiamo avuto dalla procura. Dalle procure c'è scritto chiaro cosa è successo, è una truffa che hanno fatto tutti. Okay? Quindi noi di questo abbiamo dimostrato a tutti i parlamentari che si sono convinti tutti al 100%, perché? Perché avevano dei documenti che noi abbiamo consegnato, ci sono le relazioni, ma quelli non sarebbero serviti a niente, perché se non ci fosse stata la gente che si è suicidata, e quando tu conosci una persona e dopo 15 giorni lo cerchi e non c'è più perché si è sparato, è successo a me. E io con questo sono andato da sta gente a dirgli: volete finirla di prendere per il culo la gente? Questa è stata la mia battaglia, però con documenti si sono convinti tutti. La commissione d'inchiesta parlamentare, tutti si sono convinti, tutti hanno votato la legge, ma non perché hanno sognato, perché qualcuno è più bello o cosa, perché ci sono i documenti. Allora, questo, l'intervento che ha fatto l'avvocato Fulvio Cavallari ha fatto un chiarimento. Allora, questo non è altro che il regolamento per accedere. Naturalmente adesso c'è intanto vedere cosa faranno con questo, perché ce l'ha nascosto, chi l'ha nascosto, chi vuole fare politica, chi vuole fare casino, tanto che fa casino. Però questo è un punto fondamentale. Qua c'è il 100%. Chi ha versato i suoi risparmi 50 anni fa deve avere i suoi risparmi ricalcolati con la rivalutazione e con interessi. Punto. Perché se chiede qualcos'altro, se chiede fantasie, non può chiederlo, perché non è più un risparmiatore, è un speculatore, investitore, e quello purtroppo andrà avanti con i suoi contro la Consob, con chi vuole. Però quello che noi abbiamo in mano è questo. Su questo noi dobbiamo pretendere che se ci sono delle ambiguità, come diceva il professore, se ci sono delle ambiguità per l'accesso all'ANAC, qua di tutti i discorsi, ma cosa ci interessa a noi? Domani parte il fondo, noi come abbiamo convinto tutto il Parlamento con i documenti della procura, vuol dire che la signora dà i suoi documenti della procura all'ANAC. Basta, fine. Non c'è nessun casino da fare, deve essere tutto semplificato. L'unica cosa che manca, che però non è su questo
quindi sarà sul regolamento che tutti questi signori risparmiatori o eventuali capi associazioni dovrebbero dire noi vogliamo la semplicità, basta, la semplicità la chiediamo là, ma questo, chi ha contestato o contesta questo o ha problemi cognitivi o non gli interessa risolvere il problema o ha altri problemi, secondo me, perché stiamo parlando di un qualcosa che è già passato alla Comunità Europea, perché mi collega Enzo, se noi parliamo di una legge che è passata sulla legge di bilancio, è già passato, quindi nessuno può dire che se domani pagano il 100% a uno che chiede i 100.000 euro glieli danno, sono aiuti di Stato. No. Allora, noi ci dobbiamo concentrare su questo fatto. Qua, subito, se ci sono le migliorie, vediamole subito, però il Parlamento devono farlo subito e poi dobbiamo andare a verificare se ci sono problemi con l'ANAC, però l'ANAC mi pare che quando tu gli dici io sono Pinco, non sono Zonin, perché se sono Zonin è anche giusto che ti guardino o ti devono pagare, perché se uno dice tutto a tutti, attenzione che se passa il discorso e salta questo e poi qualcuno dopo dicono, come ha detto qua qualcuno, che pagano il 20-30%. Signori, chi ha bloccato questa cosa qua, che sia politico, che sia chi vuole, io per mia moglie gli vado a chiedere i soldi, e sia chi sia, e non mi prenderà nessuno, perché mia moglie, quello che ha messo mia madre, i suoi risparmi sono sacrosanti, degli interessi non mi interessa, io li voglio. Su questa legge era scritto e lo davano, ok? E io li voglio subito quei soldi di mia madre. Io non l'avevo vista prima, in cui ci diceva che avevano ricevuto l'invito e ci scusavano per la sua assenza per impegni precedenti. È arrivata alle 10:33, quindi... Ma chi è? Zaia. Può essere che gli inviti li ho mandati, io ho interrotto le ferie, no? Quindi no, per correttezza chi ha risposto, io vi ho detto chi ha risposto e chi è presente, prego. Intanto da chiarire una cosa, io credo sia importante valutare, come è stato detto. Io ringrazio Giovanni Coriello perché ci ha dato delle informazioni e ci ha dato la possibilità sulle informazioni di poter esprimere anche il nostro giudizio o magari di poter dedicare le nostre energie per rendere migliore quello che non è ancora stato approvato ma che può essere in questa fase ulteriormente migliorato. Credo che le ultime informazioni che ci arrivano e che ci portano a constatare che qualcuno dice no, questo non va bene, bisogna fare una cosa nuova, io credo sia il modo migliore per non fare nulla, è il modo per offrire il pretesto a chi non vuole, che sta già stato detto ma lo riconfermo, a rimettere in discussione tutto adesso significa che non avremo la possibilità di poter portare a casa nulla di quello che possiamo portare a casa invece con questo provvedimento. Allora, siccome ci sono dei provvedimenti che grazie all'aiuto di tutti, anche le varie forze politiche senza distinzione alcuna, provvedimenti che sono elementi oggettivi, cioè cose concrete, tentiamo, dove qualcuno riterrà opportuno farlo, di dare dei suggerimenti per se ci sono alcune questioni, alcuni dettagli da chiarire, date suggerimenti alla politica perché perfezionino quell'ultimo provvedimento prima che venga approvato. Ma attardarsi dietro a dei cavilli per non fare approvare nulla, guardate che è il modo migliore perché tutti coloro che sono stati truffati la prima volta vengano truffati la seconda volta. Questo è il fondamento. Delle distinzioni politiche che non è il caso di fare. L'amministrazione, tu l'hai fatto, in alcuni casi sei stato nella fase di presentazione del provvedimento, del regolamento, sembravi quasi filo governativo. E una delle ragioni per le quali sei stato, diciamo così, reso oggetto di impressioni è che tu magari hanno pensato che tu volessi assumere una posizione contro il governo attuale, perché no, questi sono i giochi della politica. Così non è, abbiamo constatato.
l'amministrazione comunale, la giunta comunale di Vicenza ha dato da subito, questa amministrazione ha dato subito un segnale di attenzione e di sensibilità. Questo va detto perché la prima sono venuto qui in rappresentanza della commissione d'inchiesta, io sono parte dell'ufficio di presidenza. La prima seduta di giunta hanno invitato noi e abbiamo fatto questo primo incontro, hanno mandato già ufficialmente una relazione per permettere poi che le altre questioni seguano il loro corso, perché qualcuno fa la responsabilità di Banca Intesa, guadagni di Banca Intesa, le responsabilità degli amministratori delle banche popolari, le responsabilità di chi doveva controllare tipo Banca d'Italia o Consob e non l'ha fatto. Quelli sono tutti filoni che non sono antitetici a questo. Intanto vediamo di portare a casa i soldi per i risparmiatori. Una volta che abbiamo portato a casa i soldi per i risparmiatori, la giustizia farà il suo corso, ci sarà qualcuno da mettere in galera, che va messo in galera, ci sarà qualcuno che dovrà rispondere per le sue malefatte. Quello è un altro percorso, ma pensate qual è la soddisfazione da parte di tanti risparmiatori di avere una promessa che qualcuno sarà messo in galera e contestualmente perdere tutti i propri risparmi. Pensate che soddisfazione. Intanto bisogna porre degli obiettivi. La priorità è quella di fare in modo che i risparmiatori che sono stati truffati, e questo è stato ammesso, tornino a casa con i loro risparmi. Primo obiettivo. Dopodiché le pressioni sulla magistratura perché faccia il suo corso, le pressioni per quanto riguarda le responsabilità della banca, perché io purtroppo la questione l'ho seguita da subito nel dettaglio, anche per il ruolo che ricopro, e ho avuto modo di constatare, guardate, vi dico alcune cose le posso dire per il momento, altre per il momento no, però perché sono anche legato al ruolo che ho nella commissione d'inchiesta. Vi posso garantire che le responsabilità sono così diffuse da pretendere, cioè gridano vendetta le responsabilità di molti soggetti anche apparentemente insospettabili, però quello è un altro ragionamento. È un altro ragionamento. Quello che interessa a tutti noi è fare in modo che i risparmiatori tornino a casa dei loro risparmi che sono stati truffati. Basta. Fatto questo, poi tutto il resto si muove. Quindi chi contesta il provvedimento, che abbiamo letto con attenzione, grazie anche all'informazione che ci è stata da Coviello, quel secondo me sia tutto è perfettibile, anche le disponibilità di risorse. Qualcuno dice ma troppo poche risorse, questo no, lo strumento è come un contenitore dentro il quale si mettono risorse. Adesso, per dire, se il governo ha detto inizialmente che tutti i risparmiatori vanno risarciti o ristorati, il termine è sostanzialmente rimborsati, si sono presi degli impegni chiari, devono farlo dando attuazione agli strumenti che già ci sono, usando in modo adeguato, dando attuazione a questo. Se comincia qualcuno a dire ma forse siccome sono troppi quindi diamo una percentuale, per dire, è un modo per contraddire le affermazioni fatte ancora in campagna elettorale e fatte anche all'inizio. Quindi non diamo alibi alla politica per venir meno agli impegni assunti, se no diamo alibi alla politica, o meglio a chi manovra la politica, è stato anche detto, e chi manovra la politica, per fare in modo da venire meno agli impegni assunti. Quindi su questo io credo che il segnale che vada dato deve essere chiaro, gli strumenti a disposizione possiamo perfezionarli, ma guai a pensare di dire no, questi non vanno bene, ci promettono degli altri strumenti migliori. Perdiamo tutto, perdiamo tutto. Noi come Regione abbiamo dato tutti gli strumenti necessari alla magistratura per poter fare ancora meglio il proprio mestiere, spero che lo facciano anche in maniera celere, perché la speranza di vedere qualcuno messo in galera è una speranza, perché a parte che il nostro paese non va in galera per nessuno, tranne quelli che rubano per fame una gallina, per dire, no, tranne quelli, ma al di là di questo, quindi la sete di vendetta nei confronti dei responsabili, che è umanamente comprensibile, non deve accecarci tanto da non portare a casa quello che non è l'ottimo, ma è il bene. È il bene. Il bene è quello di fare in modo che i risparmiatori siano
risarciti dei loro che tornino a casa dei loro risparmi. Questo è il primo obiettivo. Lasciate agli altri fare i magistrati, i poliziotti, i finanzieri, sperando lo facciano bene, però non è il nostro compito è un altro, è questo. Quindi anche coloro che sono perplessi, dite bene, dov'è che tu dici che non va bene, che c'è il cavillo? Dici in modo tale da poter intervenire e migliorare anche questo. Perché se no, buttiamo via tutto, perché io so farlo meglio. Scusate, facciamo una cosa.